Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Carissimi fratelli e sorelle, Don Marco, nuovo parroco, carissimo Padre Battista e voi tutti, ci ritroviamo qui in questo luogo dedicato alla Beata Vergine, della salute, così è stato intitolato, Salus Infirmorum Maria, così viene venerata e onorata nelle litanie che spesso noi recitiamo e cantiamo. Invochiamo fin da questo momento la sua intercessione sulla nostra salute e sulla nostra salvezza. Salus, come sapete, vuol dire sia salute sia salvezza, la salute del corpo e la salvezza di tutta la nostra persona, anima e corpo. Prepariamoci a vivere bene questo momento, anzitutto chiedendo con umiltà il perdono del Signore che ci aiuti ad essere veramente degni dell'incontro con il Signore. Signore Gesù, giudice dal cuore misericordioso, che non abbandoni la nostra vita nelle tenebre, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo Gesù, che hai fatto della tua vita un dono sacrificale per liberarci dal peccato, abbi pietà di noi. Signore Gesù, che continui a bussare alla porta del nostro cuore per introdurci nella piena comunione con te, abbi pietà di noi. Signore, pietà. E Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. E pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Il tuo aiuto, o Signore, ci renda sempre lieti nel tuo servizio, perché solo nella dedizione a te, fonte di ogni bene, possiamo avere felicità piena e duratura. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Invito gentilmente le persone in piedi nel corridoio centrale di venire un po' avanti, in modo da
permettere ad altre persone di entrare. Grazie. Dal libro del profeta Daniele. In quel tempo sorgerà Michele, il gran principe, che vigila sui figli del tuo popolo. Sarà un tempo di angoscia, come non c'era stata mai dal sorgere delle nazioni fino a quel tempo. E in quel tempo sarà salvato il tuo popolo, chiunque si troverà scritto nel libro. Molti di quelli che dormono nella regione della polvere si risveglieranno, gli uni alla vita eterna e gli altri alla vergogna e per l'infamia eterna. I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento. Coloro che avranno indotto molti alla giustizia risplenderanno come le stelle per sempre. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita. Io pongo sempre davanti a me il Signore. Sta alla mia destra, non posso vacillare. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Mi indicherai il sentiero della vita. Gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Dalla lettera agli Ebrei. Ogni sacerdote si presenta giorno per giorno a celebrare il culto e a offrire molte volte gli stessi sacrifici, che non possono mai eliminare i peccati. Cristo, invece, avendo offerto un solo sacrificio per i peccati, si è assiso per sempre alla destra di Dio, aspettando ormai che i suoi nemici vengano posti a sgabello dai suoi piedi. Infatti, con un'unica offerta, Egli ha reso perfetti per sempre quelli che vengono santificati. Ora, dove c'è il perdono di queste cose, non c'è più offerta per il peccato. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: in quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte.
Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Egli manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo. Dalla pianta di fico imparate la parabola. Quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che Egli è vicino, è alle porte. In verità io vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quanto però a quel giorno o a quell'ora nessuno lo sa, né gli angeli nel cielo né il Figlio, eccetto il Padre. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Venite pure avanti, perché qualcuno arriva ancora più tardi. Ecco, e quindi vi spostate un po' avanti. Bene, abbiamo sentito il Vangelo con delle immagini un po' particolari che ci fanno un po' paura. Il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno del cielo, le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. Cosa vuole farci paura il Signore? Non credo. Ne abbiamo già tante di paure che certamente il Signore non vuole aggiungerne ancora delle altre. Che cosa vuole dirci allora questa parola che abbiamo ascoltato, specialmente nella prima e nella terza lettura, quella del Vangelo? Due cose. La prima è questa, che le cose che noi vediamo attorno a noi, le cose che ci sembrano, quando non ci pensiamo, ci sembrano le più sicure, prima o poi finiranno. Finiranno o perché passano loro, o più facilmente perché passiamo noi. Questo è un dato di fatto elementare. Tutti, se ci pensiamo un po', ci rendiamo conto che è così. La nostra vita passa. La nostra vita passa. Ma ecco allora l'annuncio sorprendente. Proprio quando le cose sembrano crollare, perché quando, provate a pensare, anche quando noi passano gli anni, invecchiamo, il sole si oscurerà, è vero, cominciamo a vederci poco, cominciamo a uscire meno, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno, ecco, le cose sembrano davvero crollare, magari le cose non crollano, ma siamo noi che crolliamo. Ebbene, proprio quando le cose sembrano crollare, quando mostrano di non durare per sempre, non scoraggiatevi, dice il Signore. C'è qualcuno che non passa, c'è qualcuno che rimane per sempre e per sempre fedele, il Signore. Ecco le parole che abbiamo sentito. Quando vedrete accadere queste cose, sappiate che Egli è vicino, è alle porte della nostra vita, vicino a noi. E se ci pensiamo è proprio questo il lieto annuncio. Le cose passeranno, guardate, non illudiamoci, le cose passeranno. La tua vita, le cose su cui tu contavi passeranno. Il Signore rimane vicino, rimane alla porta della tua casa. Se tu vuoi lo trovi sempre. Ma occorre tenere sveglio il nostro sguardo, occorre tenere sveglio il nostro cuore. Ecco allora l'annuncio che abbiamo appena sentito dopo
le letture prima del Vangelo, vegliate in ogni momento, pregando perché abbiate la forza di comparire davanti al Figlio dell'uomo, di incontrarlo, e lo incontriate senza paura, come un amico, come un Salvatore che viene. Non lasciatevi quindi addormentare da tutte quelle cose che possono intontirci spiritualmente. Quali sono queste cose? Mangiare, bere, possedere, godere. Ecco, rischiano queste cose di addormentarci, di impedirci l'attesa, la vigilanza. Fra qualche settimana cominceremo il tempo di Avvento, che è tempo di attesa, tempo in cui tutti, ogni anno, siamo sollecitati a dire: guardate che le cose non sono solo quelle che noi vediamo in questo mondo, queste passeranno, c'è qualcuno che verrà, è già venuto e verrà. Ecco allora il primo pensiero, un pensiero che, se ci pensiamo, è realistico, ma non scoraggiato. Le cose passano, scoraggiamoci, lasciamoci andare, rassegniamoci. No, le cose passano, manteniamo viva la nostra speranza in colui che non passa. E non solo non passa, ma ci è vicino, ci è fedele, è alle porte della nostra vita come colui che è misericordia. Ecco il primo pensiero, ripeto, che ci responsabilizza, che non intende impaurirci, ma intende responsabilizzarci. Secondo pensiero, qual è il modo di vegliare e di restare pronti? Visto che il Signore ci dice vegliate in ogni momento. Anzitutto la preghiera, e lo dice anche il Signore, vegliate in ogni momento pregando. Anzitutto la preghiera. Abbiamo recitato un salmo che, se aveste la pazienza di riprenderlo, è meraviglioso, bellissimo, il Salmo 15. Io lo ricordo con tanto affetto, con tanto legame, perché proprio quando facevamo il cammino per il sacerdozio, specialmente in alcuni passaggi molto decisivi, ci hanno insegnato e abbiamo gustato pregare con questo salmo. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Questo abbiamo ripetuto, no? Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Sarebbe interessante sapere chi ha scritto questo salmo. L'ha scritto uno che faceva parte, è un ebreo, dell'Antico Testamento, che faceva parte di una delle 12 tribù di Israele. Sapete che erano 12 le tribù di Israele. E quella di cui faceva parte, questo che ha scritto questo salmo, era la tribù di Levi. La tribù di Levi, era un levita. E cosa avevano di particolare quelli della tribù di Levi? Che mentre tutte le altre tribù avevano dei territori ben precisi, possedevano un territorio, e possedere la terra, insomma, è sempre possedere qualcosa, quanto ci teniamo, no? Avere un pezzo di terra, non tutti possono farlo, ma è sempre stato. La tribù di Levi non aveva neanche un pezzetto di terra, perché? Perché viveva del culto del Signore. E allora quelli della tribù di Levi dicevano: noi che eredità abbiamo? Abbiamo nessuna eredità. E allora questo credente che prega dice: no, non è vero, il Signore è la nostra eredità. Ecco la preghiera: il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Certo, tutte le cose che si possiedono sembrano sicure, la terra poi quella più sicura di tutte, quella no, non si muove. E io che non ho la terra, ho qualcosa ancora di più sicuro: il Signore è mia parte di eredità e mio calice, fonte della mia gioia. Nelle tue mani è la mia vita. Io pongo sempre davanti a me il Signore, sta alla mia destra, non potrò vacillare. Come si diceva il primo messaggio, tutto sembra crollare, sembra vacillare anche la mia vita, ma il Signore è vicino. Sta alla mia destra, non posso vacillare. Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima, anche il mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita negli inferi,
né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. Qui emerge proprio la speranza che la fedeltà del Signore è più forte addirittura della morte. Non lascerai che il tuo fedele veda la fossa. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Bellissimo. È un salmo che dice tutta la fede di un uomo che vede che non può far conto sulle cose materiali, sulle cose che sembrano restare per sempre, la terra. No, fa conto sul Signore. E proprio il Signore è ciò che resta. Tutto passa, anche la terra. Il Signore rimane. La preghiera dunque, la preghiera cioè l'amore verso Dio, che la preghiera è un dialogo, un colloquio. E questo è il primo modo per vegliare. Vegliate pregando. Ecco, la preghiera che esprime la mia confidenza, la mia fiducia verso il Signore. In secondo luogo la carità, sì, la carità, cioè l'amore verso gli altri, verso coloro che incontriamo e che siamo chiamati a riconoscere come nostro prossimo, specialmente i più deboli, anche se non sono i più buoni, ma quelli che hanno bisogno, come ha fatto Gesù, che ci ha tracciato la strada della salvezza per tutti, buoni e meno buoni. La seconda lettura tratta dalla lettera agli Ebrei dice: Gesù ha offerto se stesso in sacrificio per i nostri peccati, cioè per noi peccatori, non perché eravamo buoni, bravi, giusti e meritevoli, no, eravamo poveri peccatori, ha offerto la sua vita. Proprio per questo si è assiso alla destra di Dio, aspettando la vittoria finale per lui e per noi. Ecco, la carità, come Gesù. Il modo di vegliare è la preghiera, la carità. E poi c'è un terzo modo che oggi qui noi ricordiamo in modo tutto particolare, ed è la devozione a Maria. La devozione a Maria, che ha sempre caratterizzato il popolo cristiano, in modo particolare i cristiani cattolici, anche gli ortodossi certamente, ma noi cristiani cattolici siamo sempre stati caratterizzati per questa devozione filiale a Maria. E anche questo è un modo per star svegli. Infatti Maria, cosa le chiediamo noi? Cosa le chiediamo nell'Ave Maria? Prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Nell'ora della nostra morte. Cioè quando tutto passa, in quel momento tu tienici per mano, aiutaci a confidare in quel Dio che è mia parte di eredità e mio calice, che sempre sta alla mia destra e che è la roccia sicura su cui posso confidare. Maria, Madonna, Vergine della salute, Vergine della salvezza, dicevamo, no? Della salute del corpo, ma come sappiamo anche la salute del corpo prima o poi passerà. E allora viene in primo piano l'altro significato di quella parola, salus infirmorum, salute degli infermi. Dacci la salute quando ce ne accorgiamo, quando mancano, quanto importante è la salute. E tuttavia anche la salute passa, donaci la salvezza, donaci la salvezza. Ci aiuti a restare uniti a Gesù, che è la nostra unica salvezza. In questo senso Maria è salus infirmorum. Chiediamo al Signore che questi insegnamenti che ci ha dato oggi, tutto passa, la fedeltà del Signore resta. Vegliate quindi. Come vegliare? Nella preghiera, nella carità, nella filiale devozione a Maria e confidando nella sua intercessione. Chiediamo al Signore che questi insegnamenti entrino nel nostro cuore, nella nostra vita e ci aiutino in questo pellegrinaggio che è la nostra esistenza, orientata verso la casa del Padre. Credo in un solo Dio, Gesù Cristo, unigenito Figlio
per opera dello Spirito Santo, si è incarnato, segno della Vergine Maria, si è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo e siede alla destra del Padre, il nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore della vita, procede dal Padre e dal Figlio, e apparirà. Fratelli e sorelle, la parola che abbiamo ascoltato ci ha insegnato a non cedere alla angoscia, alla rassegnazione e allo scoraggiamento quando vediamo che le cose passano, ma confidare nella fedeltà del Signore che è per sempre. Preghiamo Dio di indirizzare le nostre menti e le nostre attese su ciò che veramente vale, cioè la sua promessa fedele. Preghiamo insieme e diciamo: donaci, o Padre, la forza del tuo Spirito. Donaci, o Padre, la forza del tuo Spirito. Per i pastori della Chiesa, perché ispirati dalla parola di Dio, sappiano interpretare i segni dei tempi, per essere guide affidabili del popolo cristiano, preghiamo. Donaci, o Padre, la forza del tuo Spirito. Per i cristiani che operano nella politica e nella comunicazione, perché non diano voce a ideologie vane, ma difendano la verità che nel Vangelo dice la parola definitiva su Dio, sull'uomo e sulla storia, preghiamo. Donaci, o Padre, la forza del tuo Spirito. Per i malati terminali, perché sappiano affidarsi a Gesù, bontà del Padre, e in Lui trovino speranza, consolazione e pace, preghiamo. Donaci, o Padre, la forza del tuo Spirito. Per le claustrali, perché siano sempre fedeli alla loro vocazione e trovino in noi sostegno e gratitudine per la loro vita donata alla contemplazione della parola di Dio, preghiamo. Donaci, o Padre, la forza del tuo Spirito. Per noi e la nostra comunità, perché troviamo gioia nel perdonarci a vicenda e nel ricondurre il fratello che ha peccato sulle vie della giustizia e della carità, preghiamo. Donaci, o Padre, la forza. Affidiamo a Maria, alla sua intercessione, anche tutti i nostri fratelli e sorelle defunti. Ascolta, o Padre, le nostre preghiere che per intercessione materna di Maria ti rivolgiamo. Esaudiscile nel tuo amore, tu che vivi e regni per i secoli dei secoli. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi il cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli il Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo mondo, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Presentiamo a te perché diventi per noi levanda di salvezza. Benedetto nei secoli il Signore. Umili e penitenti accoglienti, Signore, che sia nella peccato.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Questa offerta che ti presentiamo, Dio Onnipotente, ci ottenga la grazia di servirti fedelmente e ci prepari il frutto di una eternità beata per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella tua misericordia hai tanto amato gli uomini da mandare il tuo Figlio come Redentore e a condividere in tutto, fuorché nel peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che tu amavi nel Figlio, e in Lui, servo obbediente, hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione col nostro Papa Francesco, con me indegno tuo servo e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Dopo la grande preghiera eucaristica, uniamo le nostre voci, insieme con fede preghiamo come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. E la pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
Preghiamo. O Padre, che ci hai nutriti con questo sacramento, ascolta la nostra umile preghiera. Il memoriale che Cristo tuo Figlio ci ha comandato di celebrare ci edifichi sempre nel vincolo del tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Saluto prima di tutto il Vescovo e saluto tutti voi qui presenti. Io sono Don Marco, come ricordava prima il Vescovo, sono il parroco di Costa, ma qua sono l'ultimo arrivato. E da ultimo arrivato devo dire che ho avuto questa piacevole sorpresa del santuario della Madonna della Salute. Non che non sapessi che questa chiesa esisteva, c'ero già stato, ma ecco, non sospettavo che ci fosse tutto questo bel giro di pellegrini e vedo con piacere che ci sono tanti devoti alla Madonna della Salute. Ecco, ringrazio il Vescovo che oggi ci onora con la sua presenza e naturalmente rinnoviamo l'invito a tornare anche il prossimo anno e proseguire con questa bella tradizione. Ringrazio il coro CAI che ha animato questa celebrazione, in particolare la maestra Eleonora Possamai, e ringrazio tutti voi pellegrini che numerosi avete partecipato a questa celebrazione. Qui in fondo alla chiesa dovrebbe esserci anche qualche pieghevole con il programma delle celebrazioni, se qualcuno volesse anche tornare nei prossimi giorni. Ora vi invito a concludere insieme, prima della benedizione solenne, con la preghiera alla Madonna della Salute. Ecco, ci sono alcuni santini, credo, nei banchi. O Maria, Madre della Salute, ti veneriamo nel mistero della tua presentazione al Tempio, quando ti consacrasti totalmente a Dio Padre per un grande disegno di salvezza. Madre di Gesù, guarda sul mondo di questi giorni, bisognosi di pace e di conciliazione. Fa che la luce del tuo Figlio allontani le tenebre dell'odio e della morte e porti la pace tra le sanguinose contese disseminate tra i popoli. Ti supplichiamo che la forza del perdono e dell'amore si estenda come rugiada benefica di vita e di salvezza su questa angosciosa umanità che tuo Figlio ha tanto amato e per il quale ha donato la sua vita. Amen. E concludiamo chiedendo la benedizione del Signore attraverso l'intercessione di Maria su di voi che siete qui presenti a questa celebrazione, ma anche attraverso di voi, sulle vostre famiglie, sui vostri cari, in particolare sugli ammalati che in questo momento sentiamo particolarmente vicini. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Rispondete Amen ad ogni invocazione. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Amen. Dio vi protegga sempre per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. Amen. A tutti voi che celebrate con fede la festa della Beata Vergine della Salute, conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito. Amen. E per intercessione di Maria, la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Andate e portate a tutti la gioia che abbiamo vissuto in questa celebrazione. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Ave Maria.
quasi dimenticavo, ringrazio anche quelli della Tenda TV che hanno trasmesso in diretta questa celebrazione della Messa e ringrazio quelli del gruppo ricreativo Madonna della Salute che danno ai pellegrini anche la possibilità di avere un ristoro. Dopo aver fatto le vostre devozioni vi invito anche a prendere un ristoro. Grazie.